stiamo parlando della giornata mondiale della Terra, di una giornata in cui cerchiamo di celebrare quello che possiamo anche fare per migliorare la condizione del nostro pianeta, e ovviamente essendo a Taranto non possiamo non parlarne declinandola rispetto all'inquinamento ambientale che purtroppo domina la nostra città. Domani alle 17, a partire dalle 17, dal Piazzale Bestat ci sarà una manifestazione, si chiama L'Onda del Futuro, raccoglie una cinquantina di associazioni. Ne parliamo con uno dei giovani organizzatori, Matteo Coppola. Buongiorno, ben trovato. Ciao, grazie di avermi chiamato qui a parlare di questa manifestazione. Grazie a te di esserci. Allora Matteo, come la state organizzando questa manifestazione e quali sono gli obiettivi di questa manifestazione? Allora, questa manifestazione l'abbiamo organizzata a partire da gennaio circa, quando io ho conosciuto tutta questa serie di associazioni che stavano organizzando. Sì. E gli scopi sono principalmente, diciamo, che è una manifestazione pro Taranto più che contro fonti inquinanti eccetera, però va da sé che il bene della nostra città è anche appunto contro tutte le fonti inquinanti. Ma noi crediamo principalmente che l'impianto siderurgico della nostra città sia arrivato quasi alla fine della sua vita naturalmente, diciamo, e noi dobbiamo essere pronti a farci trovare, a cadere in piedi, diciamo, quando arriverà quel momento. E l'onda del futuro è anche proprio questo, il fatto che il tempo passa inesorabile e noi dobbiamo essere pronti appunto a cavalcare quest'onda e non a farci travolgere. E quindi lo scopo di questa manifestazione è creare una sinergia di associazioni, di cittadini che vogliono appunto determinare attivamente il proprio futuro da se stessi, non facendolo determinare da altri, diciamo. E insomma, la particolarità rispetto ad altre manifestazioni che ci sono state comunque finora legate a questo tema della salute e dell'ambiente è anche il fatto che ci siano tanti ragazzi, adolescenti, studenti che si stanno impegnando in prima persona insieme agli storici, diciamo, delle varie associazioni per questa manifestazione. Sì, perché avete sentito questa esigenza, Matteo? Io sono del 97, la mia generazione sicuramente è una di quelle che iniziano a nascere con un'ansia climatica, se vogliamo, quindi sono forse naturalmente più spinti a una sensibilità maggiore su questi temi. Però parlando con queste persone, con le persone delle altre associazioni, io feci proprio un intervento a gennaio parlando del fatto che i ragazzi come me non sono in questa città. Nel senso che sono andati via. Esatto, esattamente, come ho fatto anche io, metà della mia famiglia, molti dei miei amici e così via. E diciamo che tutti appunto i più storici, come hai detto tu, ho notato che risuonava questa questione qui, perché appunto è il problema più grave forse che abbiamo, al netto anche dell'aria che respiriamo e quello che vogliamo, il fatto che non c'è il capitale umano in crescita. Esattamente. E quindi si sono sentiti tutti quanti molto colpiti da questa roba qui e hanno sentito la necessità di fare anche qualcosa per cambiare questa tendenza. E anche molti ragazzi della mia età che sono qui a Taranto si rendono conto di questo, che se metà dei ragazzi che vengono qui a Natale, a Pasqua, che popolano le strade rimanessero in questa città, sarebbe una città molto molto diversa, si potrebbero fare tante cose diverse. Lo diciamo spessissimo, ma tu dove vivi? Io sono a Taranto, però ho fatto 5 anni a Milano fino a poco dopo il Covid, diciamo. Quindi sei un ritornante tu? Sì, io sono un ritornante perché ho la testa un po' dura, diciamo, e so che voglio stare qui in un posto dove sto bene, ma c'è del lavoro da fare per renderlo migliore e per aiutare anche gli altri a tornare, gli altri che sono andati via. Sicuramente abbattere le fonti inquinanti sarà un primo passo per in questo senso. E allora in bocca al lupo a te, in bocca al lupo a tutti i ragazzi che hanno deciso di tornare, anche a quelli che hanno deciso di andare, perché è una scelta più che legittima, però chi torna e ha insomma anche la forza di pensare a delle alternative merita tutta la nostra stima e il nostro applauso, quindi grazie veramente a te e ricordiamo l'appuntamento domani dalle 17 dal Piazzale Bestat con la manifestazione L'Onda del Futuro.